Marito e moglie, 49 e 47 anni, residenti a Valdagno, arrestati per bancarotta fraudolenta. La coppia di fatto nel tempo apriva e faceva fallire società operanti nel campo della logistica e dei trasporti, trasferendo nelle diverse società beni e personale. Il nucleo operativo della Guardia di Finanza di Vicenza è risalito alla coppia dopo indagini approfondite sul fallimento nel 2019 di una ditta legata ai coniugi, scoprendo altre 4 società soggette a procedure concorsuali fallimentari. Erano effettivamente delle società che venivano preordinate proprio ad una sistematica evasione delle imposte e quindi arrecando un grave pregiudizio nei confronti sia dei creditori che dell'erario. Un sistema illecito gestito in concorso con altri 2 soggetti amministratori delle stesse società, riuscendo a fornire i propri servizi a terzi a prezzi altamente concorrenziali. Società decotte intestate ad un soggetto prestanome, un 22enne rumeno in Italia da pochi giorni e la cui sede veniva fittiziamente spostata a Milano, entrando nel cosiddetto oblio fiscale, un giochetto che ha consentito alla coppia di distrarre beni per 900.000 euro. Le distrazioni dall'attivo fallimentare sono consistite essenzialmente nelle ripetute cessioni fraudolente, quindi sottrazioni fraudolente di beni aziendali, in particolar modo di camion e motrici stradali. La coppia dovrà rispondere, oltre che di bancarotta, sottrazione fraudolente e di autoriciclaggio.